Ora dovremmo provare a crearci uno spazio per il Sì, re. per il re, esatto, per schiodarlo. Anche un altro spazio. No, mi fa cavallo F4. Che nervi. Mettiamo donna E4. Madonna, ragazzi, che gioco. Non so se sto giocando bene. No, no, no. Cosa La donna c'è? No, 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 mi ha dato il doppio alla donna. C'era il doppio. Ok, Andrea, ci regali un'altra perla? Vediamo se va bene questa partita, vediamo Magari saremo regalo ieri. o se ci regalano un'altra perla. Allora, lanciamo un'altra sfida. Vedi il mio schermo? Sì, sì, Ok, lo hanno già vedo. accettato. Ok, vediamo qua. Urco, Ancora il i serbi sono bianco. facili. Buona. Ancora il bianco. Cosa faccio? Quella giusta Quella giusta. Ah, o quella sempre semigiusta? Cos'è questa? Giochiamo ai 4. strano. Ai 4. Cos'è, No, non lo una so. moderna? È una schifezza, non lo so. Poi adesso perdo, no? È una schifezza, adesso perdo. Ma così anche Eh, questa difesa che ha usato lui? Ah, c'è scritto in Non so, alto. penso che non ha un nome, penso che sia così oscena che non ha un nome. Guarda questo cavallo dove è tornato. Come Ora, per mai? esempio, cosa gioco? H3 o gioco... Io sarei d'alfiere 2, però tu sai meglio di me cosa fare. Se provo a giocare... giochiamo, ok, giochiamo Alfiere 2. Non so se era meglio fare Alfiere H3 o Alfiere 2. Ok, ho giocato così. Ora non so se prendere in E6 o no. So prendere in E6 per vedere cosa gioca. Se gioca F per E6 o cosa. Ok, e se ora gli provo a rompere la struttura così? Ma questo è impazzito. Perché ha giocato... Perché sta giocando questa apertura? Immagini se io continuo a dire perché sta giocando questa partita e poi perdo. Questo sarebbe poco piacevole, no? Ora non so se giocare, potrei giocare cavallo di 4, alfiere Bella. per E2, donna per E2, poi potrei avere un po' di pressione su E6. Questo potrebbe essere di mio gradimento. O cavallo G5, fammi pensare, cavallo G5, cavallo di 4. Cavallo G5 è il suo perché. Che cavallo di G5 sia il suo perché, assolutamente. Però anche cavallo di 4, cavallo G5 torna indietro. Cavallo di 4 però. Cavallo di 4 di per E5. Giochiamo cavallo di 4. Poi c'è anche l'opzione che pensiamo, poi non c'è più tempo, no? Si perde il tempo. Ora, adesso qua se prende, prendiamo in E2, no? Lui Ok, prende. poi vai di Ora è che la arrocco. debolezza è 6, ma secondo me lo dovremmo spazzare via, scusami. Come si fa a giocare così male? Strano, che Vediamo. gioco era pre-move cavallo C6, no? Che ha fatto lui. No, perché è che scelgono delle aperture così, cavallo F5. Se prendevi in E2 avevo una bella variante in servo, però non ci siamo stati. Che peccato. Adesso se gioco cavallo per F5, Eh sì, sembra buona. potrei provare G4 anche. Furco, senza Fammi pietà. pensare, potrei provare alfiere G4. Fammi pensare un attimo. Alfiere G4? E che ciò che sta facendo... si esce un po' dai canoni. Non sono... Ok, prendiamo. Perché non so... Oh, cavolo, non so cosa è successo. Perché non so dove vuole andare a parare. Ora, se gioco cavallo B5, cosa fa? O arrocco anche, no? Potrei giocare anche cavallo B5? E non Furco. capisco. Capisco questo sistema d'apertura, però va bene. Vediamo. Questo sistema d'apertura non è politically correct. Cavallo B5. Sì, sì, ma guarda, ho la coppia degli alfieri, il pedone in F5 che non si sa perché. Se sposta l'alfiere indietro voglio giocare alfiere F4. Se rocca corto voglio giocare donna D5. Ah, ah, ah. Io penso che questo sia un vantaggio decisivo. Poi saperlo sfruttare è un'altra cosa, magari non lo so sfruttare. Però, no, cioè come sta giocando non può andare bene. Adesso vediamo. Arrocchiamo, no? Sì, donna D5 non sembra carina. Donna di 5 non è male, però la possiamo fare dopo, no? Se arrocca. Se arrocca, donna di 5, donna per B7. Comunque abbiamo del tempo in meno, anche il tempo è importante. Sì, un minuto. Adesso Sì. roccherà anche lui, no? Però se arrocca, Ah, allora ah, giochiamo, ah, 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 allora ah. giochiamo donna di 5, donna Non per può. B7.
Quindi gioca a cavallo C6. Ok, va bene, cosa facciamo qua? Per esempio, se gli impedissimo di arroccare Mhm. con alfiere C4, ti dispiacerebbe? No, no, anche perché quella colonna la libererei in qualche modo. Potrei giocare alfiere C4, potrei giocare donna D5, anche come stavamo dicendo. 40 secondi. Potrei giocare alfiere F3 anche. F3 sì mi piace di più. Perché ho paura che in C4 viene perseguitato dai cavalli. Però non otteniamo molto. Ok, giochiamo alfiere F3. Abbiamo poco tempo. Il problema è che ora potrà sì arroccare. In questo momento potrà arroccare, allora vabbè. Ok. Sì, qua non ho affinato. Questa non mi piace sta mossa. Però se gioco alfiere per cavallo D4. 20 secondi. Però c'è l'incremento, no? Ok, cavallo D4. Donna per D4 premo. Potrebbe giocare donna F6. Sì, ammetto che forse era meglio mantenere più tempo. Però non so se giocare torre E1. Giochiamo cavallo F3. No, sono andato in crisi di tempo. Questo è stato un Ok, errore. ok. Un errore molto grave. Però dovremmo avere ancora un vantaggio molto grande. Penso proprio di sì. Ma molti hanno questa strategia che giocano aperture un po' strane, dubbie, e l'altro pensa, pensa. Ok, diamo uno scacco così non arrocca più. Sì. Giochiamo alfiere G5. Poi Mhm. cosa giochiamo? C3 magari, no? Ottimo. Non avevo visto questa. Proviamo a giocare cavallo di 4, no? Bella. Provare ad attaccare. Molto poco tempo. Bella, bella, bella. Oraccio. Sì, non so se quel pedone B2 andava preso. No, no, ero raccio il mio di aver perso tanto tempo. Forse dovresti mettermi degli elettrodi, no? E se muovo troppo Uh, lentamente hai delle scariche elettriche, gli eh? dai l'alfiere? Sì, per prendere in D6. Però forse mi gioca il fiere per H2? Fiere per H2 forse mi frega? Però non lo so, perché poi torno indietro. Sto giocando malissimo. Cioè, non che sto giocando male, ma la gestione del tempo, così, no? Non sono soddisfatto. Però vediamo se riesco a fregarlo. Ah, così gioca? Allora per D6. Adesso andiamo in E4. Purtroppo non c'è tempo, sto giocando malissimo. Torre per, ora dopo devo andare in G3 forse con il suo cavallo, però il suo re deve essere più passivo. Ok, guarda qua, ci difendiamo dai suoi Ok. attacchi. 6 secondi. Ora qua le donne le manteniamo, no? Sì, Proviamo sì, a sì, sì, dare un sì. attacco. E magari giochiamo anche H3, no? Se possiamo. O la torre in D1. Sì. Ok, qua non cambiamo le donne. Vuoi cambiarle lui? Ha più materiale, giustamente. Ok, ora giochiamo H3. Potevo giocare torre E5. Torre E5. Secondo te riusciremo a salvarci o no? Qui raddoppi adesso? O catturi Non subito? so cosa vuole fare, purtroppo non so. Cioè, non so, ho poco tempo. Forse gioco donne 3, torre 7. Ho molto poco tempo. È che è vero, se uno ha poco tempo non può rilassare. No, però la posizione, io mi fido della mia posizione, penso che stiamo meglio. Però davvero stato poco professionale con la gestione del Cacco. tempo. Scacco. Uh, bella. Ma ti ricordi il proverbio di chi da scacco senza scopo se ne pente? Ora, mi ha lasciato dirlo. Bellissima. Cavolo. Ah, ok, F2, c'era F2. l'attacco su F2. Un pedone, ma F2, F2. Questo qua. Andiamo qui. Pochissimo tempo. Poi potevo entrare forse. Adesso qua. Riprendo. Uh, Materiale. uh. Secondi. Sto giocando malissimo. Ma anche lui ha poco tempo. Perpetuo anche qui? No, divertiamoci un po'. Non so se divertirsi è la parola corretta. Check, check, take. Ma il finale non è vinto per noi ora. Abbiamo più tempo? Tac. Wow. Ora, per esempio, non abbiamo un pedone.
Proviamo un pedone in più, sì. Passato lontano. Proviamo a ripetere in più. Grande, grande. Ora siamo inchiodati. Siamo a scacco? Ora inchiodiamo. Inchiodiamo. Ora dovremmo provare a crearci uno spazio per il Sì, re. per il re, Schiodiamo. esatto, per schiodarlo. Anche un altro spazio. No, mi fa cavallo F4. Che nervi. Mettiamo donna E4. Madonna, ragazzi, che gioco. Non so se sto giocando bene. No, no, no. Cosa La donna c'è? No, 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 mi ha dato il doppio alla donna. C'era il doppio. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com. Scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Mica. Poteva darmi un doppio. Madonna. Il mio cuore si è fermato. Madonna mia, che roba, ragazzi. Un doppio. Ancora sto rischiando, eh? Aspetta, no, non posso perdere così. Qua? Mamma mia. Con una posizione con più tempo uno vincerebbe facilmente, ma si riduce così. Tac. Abbiamo vinto di tempo! Abbiamo vinto. Ti giuro, stavo male per te lo giuro. Te lo No, giuro. mi dispiace, non l'accetto, gli scriviamo sorry, you are completely winning, qualcosa così. No, mi dispiace. No, no, ma qual è stato l'errore? Penso che questa partita è stata molto vantaggiosa, però abbiamo parlato, mi sono lamentato della sua Certo, apertura. certo. Ma io l'ho sottolineato, poi bisogna avere sempre rispetto per l'avversario cosa giocano, però lo Chiaro, sottolineo chiaro. anche perché magari chi guarda la partita non, non ripete, no, questa apertura. Questa apertura un'apertura un po' oscena, devo dire. Perché qua sai cosa succede su cavallo E5? Che trucco c'è? Nah, sul La serio? schiodatura, sì, sì. Se gioca alfiere per D1, alfiere B5. Se gioca cavallo D7, alfiere per D7, alla fine ho guadagnato un pezzo. E se muovi il pedone? Se muovi il pedone, gioco D per C6, minaccio C7, Ah, sì, sì, o sì, C sì, per sì, 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 B7, sì, anche se sì. gioco C per B7 comunque la donna cade. Una di queste due minacce vince. Se Mamma C7 è la mia. più semplice, se sposta la donna qui, catturo la donna, vince. Grande. No, ma qua come posso pensare tanto? Qua, guarda qua, cavallo di 4 è forte perché sai cosa ho visto? Ho visto che se prendi nei Mm. due, fa un attacco fortissimo e se gioca cavallo per E5, qua mi ero fermato perché ho detto mi gioca donna E7, però in realtà ho cavallo di 5 Bella, della bella. partita perché su donna per E6 vinco. Mi ha dato alfiere F5 e questo deve essere pessimo, no? Per lui. Ma vediamo un attimo il motore cosa dà qua. Deve dare più 2, più 3. Vediamo cosa dà. Non valuta. Scusa, mette in No. linee? Ah no, solo 0,80. Io pensavo che fosse completamente vinta questa. Sa, si va a prendere il pedone. Io ho giocato cavallo B5, alfiere E5. Qua gli piace F4 al motore. Non era così male l'apertura, eh? Cavallo C6, gli piace sempre Mi piace F4. sempre F4. Però qua devo stare meglio. Ho giocato presa, ho giocato donna F6, ho voluto andare a prendere il pedone. Qua non so se poteva prenderlo. No, Scusa se lo prende. Andrea, tu qui hai dato l'alfiere sul suo cavallo, no? Ah, per distruggergli la Per struttura, distruggere, ok, ok. i problemi di lungo termine. No, quello che non volevo dare era il pedone in B2. Il motore lo dà. Potevo giocare C3. Qua guarda, se gioco C3 è un vantaggio senza rischi. Posso giocare dopo il fiere G5, posso Sì, attaccarlo. sì, 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 E che sì. qui, cioè, lui ha una posizione persa, però serve tempo qua per dare il colpo finale, no? Per esempio, guarda qua, il motore vede un alfiere E7 che è devastante. Porco. Entro il cavallo che è fortissimo, no? Se entra, gli mangio tutto. Certo. Però qua con poco tempo ho provato a cercare minacce ancora.
Bella questa, no? Il cavallo per. Lui poteva prendere in H2 intermedie e dare scacco. Certo. Però ancora sto meglio. Anche il motore lo prova. No, qua è sempre vantaggioso. Il problema è il poco tempo, no? E questa? Mantengo le donne. Qua mi centralizzo. Qua penso di aver giocato bene. Evito il cambio delle donne. H3 Qua l'hai poco giocata per tempo. crearti una via di fuga? Cosa? No, H3 H3. per evitare trucchi su H2 perché non si sa mai, no? Perché c'è la colonna H aperta, non voglio che un giorno mi. In Zynot, quando non sai cosa fa, quando hai 5 secondi Ho come qui, no? capito, 5 ho secondi, capito, ho capito, ho creati un capito. buco. E qua il problema è che con poco tempo, qua poi. Ma poi qua in realtà. Qua guarda, mi ha attaccato la torre con un controdoppio. L'avevo visto. E con Ecco, poco 7 tempo è secondi. difficile. Sì, sì. Sto giocando con l'incremento. Ora i finali sono vinti. Qua ho detto, ma scusami, i finali non sono vinti per me. Quindi qua provo a fargli casino, mi prendi in F2. Urca, avevo donne e cazzo! No, ma sai cosa? Che io dico, è un doppio, ma tanto lui mi cambia le torri, ma io vinco perché gli prendo in F6 con scacco. Il finale con è stravinto. Poi il pedone A conclude la partita. Madonna, Vabbè. sto gioco è incredibile. Sì. E avevo 4 secondi qua do scacco, re H2. Ah, ancora sì, piace al motore, prende, torre 8. E qua guarda, questo finale è vinto perché è vinto? Perché lui ha i pedoni doppiati, ho pedoni Certo. in più, ma io ho un pedone passato e una maggioranza. Il problema è con i pochi secondi, cioè con pochi ma anche per lui è un problema, noi pochi secondi, perché ora inizia ad averli anche lui, qua ho giocato così, devo provare a liberarmi, forse un altro piano era spingere il pedone A, e che così, non posso elaborare un piano sofisticato così. E qua gioco re H3, qua. Vabbè, lasciamo Ah, perdere. la cosa bella è che anche un 2004 non vede un doppio su donna e re. Questa cosa mi Sì, sì, conforta. a 2-4-19 poteva darmi il doppio, così, sì, però 5 secondi, no? E forse, scusami, poteva essere che magari aveva messo la pre-move già, magari. Quanto tempo ci ha messo a muovere? Ah no, ha pensato 3 secondi. Meno male, meno male. E così? No, perché perdere così, che stai meglio tutto il tempo, così e perdere in Zainat uno si arrabbia. Molte volte, per questo il tempo è una commodity importante a scacchi, Certo, bisogna tenere il tempo, sì. Ma penso che molti giocano queste aperture secondarie così per farti finire il tempo, no? Noi sicuro. qua che stiamo anche dialogando, no? Uno perde tempo, diciamo, parlando male dell'apertura, che è cattiva di per sé, però ha lo scopo di farmi perdere i miei 3 minuti. E qua ancora devo stare meglio. Qua spingi i pedoni in più, i pedoni passati la maggioranza e vanno spinte. Purtroppo qua muovo veloce, qua mi frega. Ora di nuovo l'attacco. Qua Mamma devo mia. scappare, voglio evitare perpetui. E qua cavallo di 5 gioca la mossa migliore, donna F2 e qua perde di tempo, stava pensando. Secondo me stava valutando il finale, il punto è che il finale è rischioso per lui, sai perché? Che anche se lui per ora ha il pedone in più, poi gli cade G7, i miei pedoni sono più Ok, pericolosi dei suoi. ok, ok, Quindi, ok. poi qua ha pensato, ho perso di tempo. Ma meno male questa partita è andata bene. Bella, bella anche questa, molto istruttiva. Ti è piaciuta allora? Molto, molto. Dai, Insomma, se è piaciuta anche ai nostri ascoltatori, insomma, che ce lo sì. facciano sapere che ne proporremo di altre, no? Però poi alla fine, secondo me, è anche bello che ci siano stati alti e bassi errori, perché alla Sì, sì, sì. fine non stiamo, cioè così uno vede anche il gioco, perché poi nelle partite, cioè non è cioè se avessi giocato tutto perfetto, magari no, giocassi perfetto, sarebbe stato dimostrare, no, che questa apertura è cattiva, ma possiamo fare in futuro magari una sessione su questa apertura o un corso su questa apertura e dimostrare che è cattiva. Invece qua si vede proprio il gioco, gli alti e bassi, che È si può vero. perdere. Uno può stare sempre meglio e perdere in una, no? È un gioco meraviglioso, no? Gli scacchi, giocare a 3 minuti. E per chi vuole progredire a questo gioco, no? Il tempo è una commodity fondamentale. Sei d'accordo con me, no? Assolutamente. Da poco sto superando il mio problema della gestione del tempo, quindi negli ultimi tornei cercavo sempre di non andare mai sotto rispetto al tempo del mio avversario. Interessante. Sì, 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 tempo è una commodity interessante. Dai, Va ci bene, vediamo presto con altri video va allora. bene, alla prossima, grazie Andrea. Ciao a Alla prossima. tutti. Ciao. Ciao.